No, comitato, ma che ne è comitato? Sempre comitato. Io non so comitato, sta prendendo anche. Eccoli qua. E ti pagano che? Sì, tu sai già i vostri, là. Tu sei già i vostri. Questa qua è dell'oro. Sorridano, ma te sei qui. Massimiliano Almeida! Buonasera! Buonasera a tutti! Finalmente che non si ammazza! Io sono un po' emozionato anche perché è una serata particolare, a parte che sono qui nel paese dove sono nato, quindi è una gioia immensa, ho visto tutti i miei parenti, tutti gli amici che insomma, quelli di Monti Roberta, insomma un po' tutti quelli che in gioventù siamo stati qui con nostra ammazza, quindi è stata una cosa molto bella, emozionante, ma l'emozione più grande è perché questa serata è dedicata a mio padre, Salvatore Medda, che voleva tanto in la Pola qui alla nostra ammazza, lui è scomparso qualche 2 mesi fa e quindi noi abbiamo pensato di dedicare questa serata ringraziando il comitato di Sant'Antonio e anche il comune di Corcovado, poi viene anche il sindaco e il presidente, però volevo di San Paolo, scusate, è l'emozione, avete pazienza, San Paolo, oggi è così, è solo l'inizio, poi si rallentate e va meglio. Io volevo, per quelli che insomma che l'hanno conosciuto, ma per quelli che non l'hanno conosciuto, 2 secondi di video dove c'è Salvatore Medda. Quel crocifisso è stato prestato alla parrocchia di Generucci e poi è successo che invece di custodirlo, perché siccome qui stavano cominciando ad entrare le vandali, allora l'abbiamo dato a queste parrocchie, invece purtroppo in un momento di, non so se abbiamo lasciato la chiesa aperta, cosa sia successo, è entrato un vandalo con dell'acido, l'ha buttato tutto sul Cristo e le ha messo fuoco e il crocifisso è, anche se lo vede sembra un po' intatto, però è tutto carbonizzato perché è stato anche restaurato, ma purtroppo questo è Scuola Algherese, però il nome dell'autore io in questo momento non ce l'ho. Questa PCP è Scuola Genovese, però ti ripeto, i pittori non li... Questo quadro qui rappresenta la risurrezione di Lazzaro, l'arrivo di Gesù insieme a tutti gli apostoli, non so se la Madonna. Si vede che dopo che si è tolto le bende, lui è uscito fuori e si vede Gesù che con tutta la folla che si sono avvicinati, perché Lazzaro era nella caverna, cioè Lazzaro era morto già un paio di giorni, già si sentiva l'odore, la puzza, diciamo,
Sofia diceva, purtroppo in ritardo sono arrivato per rispettare l'altra, quindi insomma, invece Gesù ci è riuscito e le ha detto alzati e... Questo era Salvatore Medda. Devo chiamare sul palco Antonella, il sindaco di Canostra il presidente della festa, prego. È una grande emozione vedere tutta questa gente a Canostra. Allora un cordialissimo benvenuto e saluto a Massimiliano, a tutto il suo gruppo, i suoi amici e a tutti voi che siete qui venuti per poterli appunto seguire, applaudire, poter ridere per insomma il loro spettacolo. Per noi è un grande onore avere qui Massimiliano e i suoi compagni, perché comunque il loro successo diciamo che anche per noi è anche il nostro. Ogni volta che si parla della Pola, di Massimiliano, io come molti cittadini di Canostra diciamo sempre, ma Massimiliano è di Canostra, quindi per noi è un grandissimo momento. Esatto, sì. Quindi insomma ci teniamo sempre insomma, a precisare questo aspetto. Voi siete qui per un qualcosa oltre che appunto per la festa di San Paolo, per qualcosa ancora di più importante, appunto, di ricordare il tuo papà, il nostro zio Salvatore. E per le persone più adulte, i suoi coetanei, le persone appunto anziane, Loi Medda, detto Loi Medda. Facciamo un applauso a tutti noi. No, che ti prego. Ti fa applaudire. Un appassionato, un collezionista, amava appunto collezionare le foto del suo paese, infatti ha fatto ricordare a molti cittadini di Canostra dei momenti bellissimi appunto di quando, insomma, dei primi degli anni del Novecento sino ad oggi. Però lui aveva un grande sogno, questo suo sogno era quello di vedere Massimiliano esibirsi a Canostra, ci teneva tanto. E il suo sogno oggi si è avverato. Lui non è qui con noi, però io so che comunque ci vede, comunque è nei nostri cuori. E noi gli facciamo un grandissimo applauso e lo ricordiamo. A me di 500. No, ecco qua. Grazie. Ricordo quindi che per la festa dimostrato per la comunità di Canostra. Grazie di cuore. Grazie, questo dobbiamo che un bacio a nome della compagnia che si sono donati, ne approfitto. Grazie anche al presidente della festa, questa è un'altra targa, grazie. Prima ho detto Sant'Antonio, però è insomma è San Paolo. Grazie ancora a tutti, grazie. Sì. E adesso direi che possiamo andare con sigla. Nel circo con luci e colori, la musica sale accendo i motori, cambia pensisti, la donna al cannone, e qui i tristi non manca il leone, dietro il vite, i capi speciali, messi scanziati, risparmi animali, nella festa c'è il suo domatore, un colpo di frusta nel taglio del si batte l'ora del cabaret, come si fa, suona la banda, canta,